97 no, Acidi Lenora 14 Amaduzzi. Partito dunque il match, il calcio inizia. Ancora Stefanello può continuarsi, a sinistra dalla Foltrano, spazio con Ragazzi, rigore a sinistra, ancora Foltrano, mette il cross in centro, a cercare il ponte, un secondo palo, Zanon, il pallone mette il pallone in rete, al settimo minuto la sblocca, interviene comunque Zanon, dalla fascia opposta rispetto alla sua, rientra sulla destra, a cercare Stefanello, corner 1-1 il punto di pallone in questa apertura. Stefanello al centro, cerca la direzione da parte di Rosso, allontana Carlini, pallone al limite, la battuta di Tommasella, pallone. Sicuramente ha un ruolo speciale. Adesso vediamo la conclusione dalla distanza. Stefanello la batte il secondo corner. Sinistra, prende la linea sulla linea, salva De Vita, incredibile. E qui il Permax fiora il 2 del pallone col colpo di testa parte di Ponte. Lo da Stefanello, prova la conclusione murata. Prova la conclusione del pallone deviato. Che termina. Contento il Permax. Stefanello cerca il pallone di rigore, cerca lo stacco di Ponte, pallone forse anche deviato, ma per il fatto insieme arriva in questo momento Belletti, Belletti prova a salvare. Si marica! No! 1-0 per il Sì, esatto, esterno basso di destra, attacco con una via e Petra Glia, di rigore, spazio, poi allarga, poi il di rigore prova a coordinarsi Ponte che quasi colpisce anche Belletti, poi Foltrana al limite dell'area, l'arbitro vede un fallo al limite dell'area di rigore. In posizione destra, Batia col mancino, pallone che si perde però sulla traversa, sembrava che stesse per uscire, invece si è stampato sulla traversa, Zanon poi nel rigore con Nagno, non è finita l'azione, prova sullo spunto Zanon, pallone che è dato molto presa, anche se vediamo che questa destra non ha fatto un però non riesce a ripartire la formazione di casa, ospite anzi di scusa, colpito una traversa però con piedi, attenzione alla conclusione, da Ross toglie un pallone che poteva mandare in porta Petralia e qui attenzione Nagno, la conclusione, scusate, Ciucchi retirato, serie di colpi di testa, bene Foltrano anche per poco 15 metri, ancora Foltrano interno l'avversario, vuole provare la conclusione, attenzione poi il pallone, no è terminato sul fondo, ha sbagliato, ma che rischio che il Perla, questa estemporanea più palla da fermo, ancora calcio d'angolo, Mucchi in area di rigore, palla sbagliato di porta, ancora trovare uno spazio, si gira su se stessa, ancora fuori, trova la conclusione, il pallone che rimbalza e nella davvero non vuole accettare la ripresa del gioco e infatti tutto per larga parte di gioco. Sì, dal contenuto del sasso meglio si può immaginare